La riconquista da Leonfortese con Corda, due palleggi, calcia da fuori, prova a dare il buongiorno al match Gaetano Corda, rimane lì Rosmarino, conclusione di Biondo da fuori, non benissimo Moschella e sotto porta Genovese, per poco non fa il gol dell'ex. Valente, apertura lato di Pratico, si fa vicino Doom, può calciare da fuori, lo fa partire il destro forte Russo, cerca Corda, è solo il numero 9, su di lui adesso va Pesetti, vuole passare Corda, passaggio, cross che diventa un tiro, la traversa della Leonfortese, resta lì la sfera, allontana poi di testa il Rosmarino, non finisce, Caputa stoppa, prova a girarsi Caputa, calcia Caputa di destro, blocca Sondin, Ghirardi prende campo in avanti per Valente, adesso Genovese, prova a passare Genovese, resta in piedi e calcia, parata di Moschella, allontana poi Russo, Valente entra in aria, Lukoki non riesce a fermarlo, calcia a giro, palla fuori, c'è vicino un compagno, riesce a non servirlo per il momento, apertura buona per Corda, posizione regolare, Corda entra in aria, Corda va giù, calcio di rigore per la Leonfortese, calcio di rigore, messo giù Corda, non c'è praticamente alcuna protesta e allora chance per sbloccarla quasi alla mezz'ora del secondo tempo su un'ottima idea di Baldè, su uno sprazzo del 17 e poi sul dribbling tentato da Corda, messo giù, calcio di rigore. Corda 1-0 Leonfortese, la prima rete in maglia bianco-verde per Gaetano Corda, si sblocca la partita 1-0. Passaggio per Di Maria, conclusione da fuori, pericolosissima di Valente, apertura, che interessante, poi c'è la conclusione di prima intenzione provata proprio da Contino, fischietto in bocca per l'arbitro che dice che va bene così, la Leonfortese torna a vincere, è servito un lampo di Baldè, l'ottima giocata di Corda che si è conquistato il calcio di rigore e la freddezza dell'uomo adesso inquadrato a spiazzare Sendin. È finita così 1-0 per la Leonfortese, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio McGinn per la regia, un saluto da Fausto Signorelli.